Educare alla comunità oggi è più che mai fondamentale perché ci deve ricordare il senso di appartenenza al territorio in cui si vive, ma soprattutto che vi è un legame, che è quella relazione viva che vi è tra studente e società in cui vive. Perché è di importanza essenziale far crescere in tutti i ragazzi il senso del noi, il senso della comunità. La prima cosa, se vogliamo bene, e noi vogliamo bene a tutte queste ragazze e a questi ragazzi, è chiedere a loro e soprattutto attraverso domande che loro sappiano fare e che siano proprie, qual è la loro idea di futuro. In questa idea di futuro ci sta la comunità, perché la comunità è una cosa bellissima che a volte ci siamo dimenticati. Il tema che ENAIP oggi ha portato come centrale rispetto alle esigenze dei giovani ci rafforza nella convinzione che dobbiamo stringere alleanze sempre più solide per favorire la professione e il lavoro, perché solo nel lavoro ci si realizza come persona. Questi giovani socializzano in ambienti verso gli adulti e anche verso la scuola, verso l'ENAIP, di spazi informali di confronto, di dialogo, di possibilità di mettersi alla prova, insomma in qualche modo di interloquire, di diventare protagonisti della loro transizione al lavoro e alla vita adulta.